Eccoci qua, carissimi amici, questa splendida giornata, un po' di nuvole, cielo azzurro, vento, tempesta nell'aria, vedete che grigio che c'è, qui c'è azzurro ma non so quanto durerà. E allora finché riusciamo noi facciamo il nostro video seduti su questo magnifico tronco, radice di una quercia che io ho seminato tanti anni fa, circa 42 anni fa. È diventato un albero grandissimo, poi purtroppo si è ammalato, però io ho voluto mantenere la sua radice. E qua è un punto ideale per fare meditazione, per sedersi e fare festa, una festa interiore, ma anche esteriore, perché guardate che meraviglia di fiori, di cose, è un'esplosione, comincia anche il ciliegio a fiorire, vedete? Allora, siamo sempre qui per parlare del nostro libro La via all'equilibrio, sperando che ci aiuti ad avere un po' più di equilibrio in tutte le cose che noi facciamo. Oggi parleremo del capitolo 19. Il capitolo 19 parla principalmente di esercizi, diciamo, di tecniche che sono più meditative che tecniche, diciamo, pratiche sulla sessualità oppure per l'autoguarigione. Sono tecniche più meditative, ma che possono chiaramente avere una funzione anche sull'autoguarigione, anche sul controllo della propria sessualità, su tante cose. L'esercizio che oggi andrò a spiegarvi sono tre, fondamentalmente sono gli esercizi del Daino, noi abbiamo studiato il Daino semplice, sono gli esercizi del Daino avanzato, il secondo il più avanzato, il terzo ancora più avanzato. Sono tre tecniche che io ho integrato insieme col Daino semplice, insieme con la tartaruga, e insieme anche con la respirazione come nella gru, li ho integrati insieme nell'esercizio del bonobo, che poi vedremo più avanti. Eccolo qua, prossimo capitolo, infatti. Intanto vediamo un po' come funziona l'esercizio del Daino avanzato. Non pensate che questo significa che sia un esercizio superiore al Daino semplice. Per la mia esperienza personale, il Daino semplice è l'esercizio più potente in assoluto come effetto. A me sembra, però è una mia sensazione, per voi magari potrebbe essere diverso, a me sembra che il Daino avanzato, il più avanzato e l'ancora più avanzato, sono tre tecniche che vanno molto bene nella preparazione dell'esercizio del Daino vero e proprio, ma vanno benissimo anche fatte così da sole, diciamo, singolarmente, non c'è nessun problema. Dunque la posizione è la stessa del Daino, quindi seduti così. Io, come vi ho spiegato altre volte, ho una certa simpatia di utilizzare, dove l'ho messo? Eccolo qua, un blocchetto di legno di 5 cm di altezza, poi ognuno se lo sceglie dell'altezza che preferisce, in modo da creare un piccolo rialzo per dove appoggiare le natiche, e in questo modo abbiamo meno peso su Hui Yin, sul tallone, perché tutto il peso su Hui Yin per me è sconfortevole. Poi, come al solito, mettiamo il nostro tallone, quindi appoggiamo le natiche sul rialzo, oh là, così sì, le natiche sul rialzo, diciamo che l'80% del peso va sul rialzo. Chiaramente più alto il rialzo sarà, meno peso metteremo su Hui Yin. Io questa misura per le mie articolazioni è abbastanza buona. Si può fare così, oppure posizione quarto di loto, che io trovo più confortevole con un sostegno per la gamba. Mi prendo il libro per non scordare, per tentare di non scordarmi le cose. Eccomi qua, perfetto. Ora, prima parte dell'esercizio e seconda parte è la stessa del Daino, quindi prima parte, seconda parte, si fanno i testicoli, si fa il massaggio nei due versi con le due mani. Andiamo subito alla terza parte. Allora,
esce all'interno del palmo, si inspira profondamente, sempre con la respirazione yogica, in 3 fasi, cintura controllata se ci riusciamo, accompagnandolo anche con Janardhana Bandha alla fine. E quando saremo a polmoni pieni, quindi in Kumbhaka, restiamo in quella posizione e lì verrà fatto l'esercizio del Dhyana avanzato, che consta di questo. Ecco perché è un esercizio meditativo più che altro. Dobbiamo percepire questa energia che sale dietro la colonna vertebrale, arriva fino su in cima, si ferma un attimo qua su, poi scende anteriormente e ritorna qui, tra ombelico e pube. Poi si ispira e si riparte, ve lo mostro. Dimenticavo una cosa importantissima, la contrazione anale mi è così spontanea che non ho pensato. La contrazione anale del daino solita va fatta durante tutta la fase dell'esercizio meditativo, quindi a polmoni pieni. Si contrae. Cerchiamo di percepire l'energia che sale su dietro e scende davanti. Perfetto, bellissimo. Ecco, questa tecnica io l'ho leggermente modificata, forse sarà per il fatto che... Ah, ecco, giusto, vorrei aggiungere che praticamente noi corriamo lungo il canale di Genmai e Dumai. Ecco, io l'ho leggermente modificata perché a mio avviso questi esercizi spesso nella nostra generazione, nei nostri tempi, funzionano meno di quello che potrebbero funzionare perché noi siamo stati viziati da tutta una serie di cose, telefoni, televisori, cinema, teatro, computer, tutte cose che fondamentalmente ci spingono a uscire fuori dal corpo. Questa tendenza a uscire fuori dal corpo, ma anche meditazioni e preghiere fatte in un certo modo, spingono l'essere come ad allontanarsi dal corpo. Ora, allontanarsi dal corpo noi lo facciamo fondamentalmente mentre dormiamo, con una perdita di coscienza. In questo caso lo si fa con una coscienza abbastanza sveglia, però il corpo è come se non esistesse. Se io guardo un film, gioco un videogame, in tutte queste cose il corpo collabora allo 0,1%, cioè tutto il resto, quindi solo la vista, tutto il resto è tutto il nostro cervello che elabora questi dati e dice devo spingere qua, devo spingere là, oppure vivo questa emozione, mi commuovo, oppure sono spaventato. Ecco, il corpo come materia, come mani, piedi, movimento, collabora veramente poco. Questo è come dire che noi siamo spinti a uscire in una realtà non materiale ma virtuale. Uno dice bene no, perché nel taoismo invece si insegna l'opposto, cioè noi già usciamo fuori dalla realtà materiale quando dormiamo, perché non ce la facciamo più a restare nella materia, perché abbiamo in un certo senso consumato tutta l'energia che avevamo a disposizione ed è per questo che crolliamo addormentati. Ecco, il paragone è quando uno riesce a vivere senza dormire, probabilmente riesce anche a non morire. È lo stesso discorso, cioè noi consumiamo tutte le energie, restiamo senza e poi crolliamo nel sonno. Va bene, è fisiologico, a un certo livello evolutivo dobbiamo fare così. Però comprendiamo che è una debolezza, è qualcosa che ci rende vulnerabili, no? Ti viene sonno in certi momenti dove vorresti essere sveglio, è un problema. Magari stai guidando. Ecco, quindi vediamo come
le nostre attività della vita giornaliera ci possono spingere in una direzione oppure spingere nell'altra. Se noi spingiamo nella direzione dell'uscire fuori dal corpo, spingiamo verso il sogno ad occhi aperti, verso la fantasticheria, verso l'uscire fuori da questo corpo. Non c'è niente di male, possiamo farlo. E il cammino taoista che invece io pratico e che vi consiglio è all'opposto, cioè noi dobbiamo entrare nel corpo per rendere questo corpo qua più perfetto possibile e l'anima che ci abita dentro più perfetta possibile. Quindi il cammino inverso, ecco perché se noi passiamo tutta la nostra gioventù con questi strumenti, videogames, televisori, telefoni, tutte cose dove il corpo non è coinvolto, il nostro fisico si riduce, le nostre mani diventano piccoline, i piedi piccoli, tutto diventa minuto. Magari veniamo alti 1,80 m, però siamo deboli, fragili. Mentre se uno fa il contadino, se uno fa il muratore, ha le dita grosse, ha le mani grosse, ha i piedi grandi, ha un fisico più robusto. Ecco, non che noi dobbiamo diventare tutti muratori, ma capiamo bene che nel momento in cui io stimolo una via, quella via sarà preferenziale, quindi è chiaro che una persona che ha passato anni sui libri, davanti al televisore, davanti ai videogames, difficilmente avrà un fisico statuario, mani possenti, resistere al caldo, al freddo, all'umidità, al vento. Sarà una persona più fragile fisicamente. Ecco, con le sue virtù chiaramente, magari più sviluppate a livello intellettuale, però a livello fisico un po' meno. Ma noi cerchiamo la perfezione su tutti i livelli. Ecco, siccome noi siamo portati in questo secolo più a livello dello ipersviluppo intellettuale, mentale ed emotivo e scarso sviluppo invece della parte materiale e quindi anche del contatto con la natura, noi ci dobbiamo sforzare per riportare l'equilibrio ad avere il contatto con i fiori, con le piante, con gli alberi e con il nostro corpo. Ecco perché a mio avviso molte di queste tecniche antiche oggi funzionano poco, perché noi siamo troppo, concedetemi il termine, spiritualizzati, troppo fuori dal corpo perché questi esercizi funzionino. Allora io sentivo una difficoltà in me nel percepire questa energia che saliva dietro e scendeva avanti. Ho iniziato a fare una tecnica che aiuti questa percezione, no? Senza visualizzare. Quindi cosa faccio? Scorro con la mano, magari con la punta del pollice o con la punta delle dita, non importa cosa, tutto il canale di Dumai, che è quello dietro, e poi c'è Mai davanti. Questo mi aiuta a entrare, siccome sento il contatto, mi aiuta a entrare nel corpo, quindi mi spinge meno fuori dal corpo. Ve lo mostro. Alternando le due mani. Ecco qua. Ed espirando poi. Questa tecnica poi mi agevola a percepire il punto. A questo punto vi spiego anche la terza tecnica. Questo l'ho chiamato il Daino più avanzato. Poi l'ho creata un'altra, il Daino ancora più avanzato. In che senso? Nel senso che mi fermo in alcuni punti in particolare specifici che sono i punti, diciamo, è stata una cosa un po' strana perché io l'ho fatta un po' così per caso questa tecnica e improvvisamente mi sono accorto, cioè successivamente mi sono accorto che avevo scoperto qualcosa che avevano già scoperto altri maestri prima, cioè in passato era già successo che i maestri avevano creato una tecnica di questo esercizio fatta apposta
fermandosi in certi punti. Non sono esattamente i punti che ho sentito io come efficienti, ma sono molto simili. E quindi adesso ve la mostro. Chiaramente sul libro trovate tutta la lista dei punti. Quindi voi vedrete adesso la stessa tecnica, solo che io mi fermerò in alcuni punti. Molto semplice, molto simile all'altro esercizio, ma fermandosi in alcuni punti specifici. Il mio augurio è che questo esercizio vi aiuti nella vostra vita in generale. Detto questo, mi pare che abbiamo detto tutto. Ah sì, no, resta una piccola cosa che aggiungerei. Quando io, questa è una mia sensazione personale, quando io pratico il Daino avanzato, ancora più avanzato, e più avanzato e ancora più avanzato, cioè questi tre che vi ho illustrato adesso, la mia sensazione è più superficiale, quindi come se questa energia scorresse proprio su Du e Gen, che sono i due canali, quindi diciamo un centimetro, mezzo centimetro sotto la pelle. Quando invece faccio il Daino semplice, la mia sensazione invece è più centrale, dentro, come se fosse dentro più o meno la colonna vertebrale. E questo corrisponderebbe a un altro canale che gli antichi taoisti avevano identificato nell'acupuntura, che è Chong Mai, che è un canale, il primo canale in realtà che si forma, secondo loro, nell'embrione, che va proprio centrale così, dall'apice della testa, dalla base della colonna vertebrale all'apice della testa. Ecco, la mia sensazione è più che quando utilizzo il Daino semplice si attivi Chong Mai, mentre quando con il Daino più avanzato o ancora più avanzato, si attivano di più Gen e Du, però la mia sensazione personale. In realtà poi questi canali sono un po' interconnessi fra loro, anche secondo gli antichi, e anche la mia sensazione è quella. Quindi l'importante, quello che è il mio consiglio, è non fidatevi delle mie parole, fate gli esercizi. Facendo si fa l'esperienza e dopodiché uno parla a ragion veduta per quello che conosce, non per quello che ha letto su un libro o che ha visto su un video. Parla perché ha provato. Detto questo, vi saluto, vi auguro una splendida giornata e buoni esercizi a tutti. Con l'uscita dalla posizione potrebbe essere un po' dolorosa, ma voi sapete che è solo una cosa che dura pochi secondi, poi dopo la circolazione riparte, è abbastanza normale. Specie a una certa età. Arrivederci a tutti.